attenzione ai ragazzi, veramente un appello che faccio ai ragazzi, è la settimana di Ferragosto, per questo ho voluto fare questo punto stampa. È un appello ai giovani perché adottino le precauzioni anticontagio da coronavirus durante i festeggiamenti di Ferragosto, quello che arriva dalla sede regionale della Protezione Civile a Marghera. Con l'arrivo dell'estate, infatti, i giovani rappresentano la categoria più esposta al contagio. A dirlo sono i numeri. Secondo l'Istituto Superiore della Sanità, l'11 aprile l'età media dei positivi al Covid era di 68 anni. Ora è scesa a 39 anni. A marzo gli ammalati sotto i 50 anni erano poco meno di un quarto del totale, ora sfiorano il 70%. La stessa attenzione a tutte le buone pratiche anticontagio deve essere prestata anche da chi va in vacanza all'estero. Non sto dicendo di non andare, non mi permetterei mai di dire non andare in Croazia, non andare in Spagna, non andare in Romania, non andare in Grecia, non andare a Malta. Vi cito tutti i paesi dai quali arrivano turisti veneti infettati, non mi permetterei mai di dire questo, ma dico se ci vai sappi che lì rischi di più e quindi utilizza la mascherina. Il Veneto intanto porta avanti le sue istanze all'incontro tra regioni e governo sulle modalità in cui funzionerà il trasporto pubblico. Nel DPCM, che lascia una certa discrezionalità alle regioni, ci sono secondo Zaia molti elementi da valutare e il tempo necessario a correggere il tiro, per esempio per quanto riguarda la comunità dei pendolari. Abitudinari che in maniera rutinaria tutte le mattine vanno a scuola e tutte le mattine vanno a lavorare, se ne tornano a casa, hanno anche gli stessi orari, tessono amicizie, rapporti sociali, si parlano, si incontrano, si danno appuntamenti in treno. Ecco, per me questa è una comunità da un punto di vista sanitario, perché è una comunità che condivide un viaggio e lo condivide da sempre assieme. Io ho chiesto che venga valutato anche questo aspetto.